Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento sempre del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook, mi sentirete sempre ad ogni rientro delle pubblicità ripetere le solite frasi. Ospite in questa prima parte l'assessore Elena Donezan, assessore all'istruzione e al lavoro della Regione Veneto. Stavamo parlando delle scuole e ovviamente stavamo parlando dei docenti e ovviamente di quello che stava spiegando lei. Nel periodo che sono a casa, perché ovviamente quelli del superiore oggi non vanno a scuola i docenti, come vengono retribuiti con la cassa integrazione? Loro come vengono retribuiti? No, tutti i docenti sono pagati regolarmente, sono pagati regolarmente. come potremmo dire tutti i dipendenti pubblici che non hanno subito alcun contraccolpo da parte di Covid. C'è una cosa che magari c'entra solo marginalmente con la scuola, però mi sento di volerla dire a lei e ai telespettatori perché è una cosa che accadrà la settimana prossima. Il settore dei dipendenti pubblici, sindacati del settore pubblico impiego hanno deciso di manifestare, cioè di fare un grande sciopero, una mobilitazione, perché ritengono che il contratto collettivo nazionale sia scaduto e hanno una piattaforma di rivendicazione. Io lo trovo immorale, uso questa parola molto forte, da assessore al lavoro di una terra che oggi sta vedendo un impoverimento drammatico e moltissimi lavoratori che con la riduzione, perché la cassa integrazione del lavoro privato è una grande conquista sociale, ma vuol dire che prendono il 70, forse l'80% della propria retribuzione fino a un massimo di 2.100 euro. Questo è il massimo che uno può prendere avendo il 70-80%. Di solito si parla di 700-800 euro. Sono costretti a stare a casa, non l'hanno scelto, non possono lavorare e stanno subendo il contraccolpo di questa crisi. Che un dipendente pubblico che magari è stato in smart working, quindi che non ha avuto spese, perché lo smart working vuol dire che stai a casa e usi i tuoi ausili anche per lavorare. Certamente gli insegnanti hanno lavorato, questo è indubbio. Chi più, all'inizio, chi meno, però. Ma l'altra parte dei dipendenti pubblici sono stati a casa in smart working e qualcuno si permette di dire, quindi stipendio invariato, perché erano al lavoro, non hanno avuto una decurtazione, non hanno avuto una riduzione, anzi meno spese e si permettono di scioperare. Ecco, io credo che questo sia inaccettabile, lo dico perché credo che l'Italia abbia bisogno di moralizzarsi in questo. E nella scuola, proprio perché io riconosco il grande lavoro che si sta facendo e che fanno i docenti, però voglio anche dividere chi con grande spirito di abnegazione dal primo giorno anche dello smart working, cioè di una didattica a distanza più che smart working, ha lavorato, si è ingegnato, da quelli che insomma hanno un po' evitato, tergiversato, o chi ha usato anche questa cosa magari per in quest'ultimo periodo approfittare dicendo io devo rientrare per forza a casa. Poi a essere penalizzata è la scuola nella sua complessità e soprattutto i ragazzi. Senta, per via di tamponi, com'è la situazione delle scuole? All'inizio è andata molto... Io vorrei fare delle domande, però il tempo è quello, dunque faccio... Cercherò di essere sintetica, no, perché mi rendo conto... cerco che racconti lei. È piacevole chiacchierare con lei, le ho già detto questa cosa. Tamponi, noi abbiamo dato un protocollo gestito dalla sanità, nel momento in cui vi è un positivo a casa, perché l'evidenza del contagio a scuola non c'è, anzi quando si riconosce una positività, perché magari la famiglia è positiva, il bambino in quella classe, il ragazzino in quella classe positivo, di norma non è tutta la classe che poi quando viene tamponata è positiva, quindi questo è un buon segno. Però all'inizio, a settembre, per tutto il primo mese è andato tutto molto bene. A caso positivo, direi il giorno dopo, 2 giorni dopo al più tardi, veniva fatto il tampone alla classe, quindi si riusciva a contenere la tracciabilità. Poi con l'aumento nel mese di ottobre dei casi, questo è andato un po' in difficoltà, alcune ULS hanno retto molto bene, altri meno. Che cosa succede? Abbiamo scritto un protocollo con la sanità, quindi condiviso con la collega Lanzarin e con la dottoressa Russo, quando c'è un caso positivo, se c'è una febbre in classe, perché noi abbiamo detto dovete assolutamente misurare la febbre tutti i giorni ai vostri figli prima che entrino a scuola. Diciamo che questo magari a casa non aveva evidenza, qualche ora dopo ha la febbre. C'è una stanza di riservatezza e isolamento, certo. Viene accompagnato lì, si chiama la famiglia, quindi non c'è un prelievo da parte di terzi del bambino o del ragazzo, arriva la famiglia e si porta a casa e non è immediatamente Covid, perché quello potrebbe avere tranquillamente qualche altro. Tutto quindi sotto controllo, possiamo dirlo. E sì. Per quanto riguarda i tamponi docenti?
Lo stesso, i tamponi ai docenti quando vi è un caso di positività o nella famiglia del docente, perché ognuno ha la propria vita e ha dei familiari, dei congiunti, o perché in quella classe c'è stata appunto questa tracciabilità, viene fatto anche il tampone anche al docente. Ma anche lì, guardi, i casi di evidenza sono veramente molto pochi. Rari. Sì, prima voi avete dato i numeri assoluti, io le do la percentuale che magari è più rassicurante, dici 6.000 casi positivi, tanto sono quasi tutti asintomatici. Da 0 a 14 anni noi facciamo un monitoraggio settimanale, il Presidente dà i dati quotidiani dell'INCI del Delta, però io le do quelli settimanali, tendenzialmente da 0 a 14 anni 7-8% sono i positivi, quasi tutti asintomatici. Da 14 a 24 anni, quindi vuol dire 24 vuol dire che ricomprendiamo anche gli studenti universitari, cioè quella fascia d'età che esce dalle scuole dell'obbligo, aumenta, cioè i positivi sono 13-14% di media, quasi tutti asintomatici, quindi vuol dire che la scuola è un luogo abbastanza protetto e i ragazzi perché... Sì. Aggiungo per conoscenza che quei ragazzi asintomatici poi vanno a casa, ci sono i nonnetti come il sottoscritto che magari sono deboli sì, però, e mi intaccano è vero, però dottor Barile che cosa facciamo? Io ho seguito la puntata che poi è stata stravista con il professor Palù. Sì. E l'ho ascoltato con grande attenzione perché io lo ritengo un uomo... Ho fatto 10 milioni, le dico già. Sì, beh, ma poi l'ho vista replicata su Facebook, su tanti altri posti. A me lui, cioè io devo ascoltare, io non sono un virologo e la premessa è d'obbligo, non mi occupo del comparto sanitario e anche questo va detto. Io cerco di capire quello che accade e mi devo occupare della scuola e del lavoro e dico che ci sono dei luoghi dove ci sono degli adulti di riferimento che sono più controllati. Non so se poi ci sia contagio, ma sono più controllati. Se io li mando a scuola, so che c'è un professore che dice non vi parlate troppo vicino, metti bene la mascherina, se esci mettiti la mascherina, non ti avvicinare, vale anche per le società sportive, vale per i luoghi di ricreazione. Se io non so dove sono, perché in questo momento non so dove sono i ragazzi, io so che sono alla mattina davanti a una tablet, ma quando sono le ore 13, le creature che sono già stremate dall'essere isolate, andranno da qualche altra parte. E se non ho degli adulti di riferimento, va da sé che i comportamenti saranno quasi sempre non controllati. Perché non credo che, e almeno io, a 14 anni non ero così capace di leggere il mio comportamento sbagliato. Avevo bisogno di qualcuno, la mamma, il mio allenatore di pallavolo, la mia maestra di pianoforte, che mi diceva come comportarmi. Ti ricordo così, che una volta era una volta, ora è ora, e sono cambiati un po' i tempi, con tutto rispetto per i giovani. Assolutamente sì. Nettamente cambiato. Ma è anche vero che noi l'adulto di riferimento lo riteniamo una figura... No, ma su questo ha ragione, però se arriva a casa un ragazzo che è asintomatico, ovviamente non lo sa nessuno, il papà, il genitore, il nonno, la nonna, ovviamente magari vengono intaccati e loro ne subiscono le conseguenze. E qual è la soluzione? No, le stavo facendo ma anch'io voglio interloquire con lei, non lo so perché è la domandona del secolo. Lo so. È del secolo, cioè non è che c'è una soluzione semplice. Io non vorrei essere nei vostri panni, nei panni di tante persone, perché chiunque nel prendere una decisione in questo periodo storico, perché ricordo dalla spagnola, quindi prima della prima guerra mondiale ad oggi non era mai successo, e non sarà nemmeno l'ultima, e non sarà nemmeno l'ultima. Credo che però sia difficile prendere decisioni che accontentino tutti, dunque chiunque potrebbe sbagliare e sbaglia di sicuro. Io, per quello di cui mi devo occupare, dico che se ho dei luoghi ho dei controlli. È stata chiara. Nel concludere il ragionamento scuola poi parliamo anche un attimo di lavoro. Quando riapriranno, quando diventeremo via tutti quei colori normali, non abbiamo messo, ma quando è che la scuola riaprirà dopo Natale, a fine gennaio, secondo lei, dal suo punto di vista, con le conoscenze, con i ragionamenti che state facendo con Zaia e ovviamente con gli scienziati, con tant'altro? Noi stiamo lavorando per tornare in classe all'indomani delle festività natalizie. Quindi dopo l'Epifania, per capirci. Sì, quindi vuol dire elementari e medie, certamente come ora, ma anche le superiori. Le superiori come? La nostra idea di base è prima e quinta superiore in classe, le altre a seconda dello scenario, ma con risolto il problema dei trasporti, risolto il problema appunto delle percentuali, cioè
livello basso di contagio, certo. 70% in classe, oppure fino al 50% o addirittura a casa. Ma quindi in virtù di tutto questo so che lei si sta dando veramente da fare con i vari presidenti delle province, con i sindaci perché ciò avvenga. Lei è convinta che si possa partire? È una speranziosa che si possa partire? No, io sono certa che si debba ripartire, perché vede, non ci possiamo permettere di perdere un altro anno scolastico, perché i ragazzi lo hanno perso. L'apprendimento che loro hanno con la didattica a distanza è alquanto deficitario, e non per mancanza dei docenti o dei ragazzi, ma perché è uno strumento, la didattica a distanza, che è un sostitutivo, è un palliativo, ma non è la sostituzione e la soluzione. E quindi noi dobbiamo pensare che si ritorni in classe. Con gli scenari che avremo ragioneremo di quanto in classe si possa tornare. Perfetto, speriamo che questi scenari siano Ce l'auguriamo di tutti. una volta per tutte positiva. Sì. Sente, lasciamo stare la scuola, parliamo di lavoro, un'altra tematica. Lei davvero ha due più grave da pelare, perché sì. Noi ci sorridiamo, ma c'è gente che guarda il futuro con molta tristezza, per non dire qualcosa di più. Il lavoro come va nel Veneto, i ristori come vanno nel Veneto, certe attività produttive non come vanno nel Veneto, com'è la situazione nel Veneto? Penso che sia più grave la situazione economica di quella sanitaria. Penso che i morti che abbiamo sul lavoro sono numeri impressionanti, perché mentre io e lei parliamo non ci sono più in Veneto oltre 40.000 posti di lavoro. Sono morti, cioè io li considero tali. E se non lo considerassi così grave... Si è morti il lavoro, non c'è più, non le persone fisiche. No, sono cancellati. Come è partito? Ho detto, ho preso paura. Sì, ma dobbiamo prendere paura, perché secondo me noi stiamo No, ritenendo... è vero, però avevo paura che avevo dei numeri che non conoscevo. No, non ci sono più, quindi sono cancellati, non esistono più, io li chiamo morti anche questi, perché pare che solo usando del linguaggio forte ci si renda conto del problema. L'economia è vita e non possiamo permetterci, nessuno di noi, di pensare che ci sia una vita senza il lavoro. È una forma culturale, una forma mentis tipicamente veneta. Ed è vero che... Beh, è la prima cosa nella Costituzione, insomma. Esattamente, è la prima cosa nella Costituzione ed è anche la prima esigenza che noi come comunità dobbiamo darci, perché mi si dice, ma allora stai dicendo che è meno importante la sanità? No, io dico che è parimenti importante, ma per essere parimenti importante deve avere la medesima dignità, perché sennò vuol dire che qualcuno sta ritenendo una cosa più importante dell'altra, e io credo che questo non sia possibile perché moriamo di depressione, perché c'è qualcuno che si è già tolto la vita, e allora... Siccome questo linguaggio mi spiace che lo usiamo in prima serata, sottolineava anche prima del Covid. Sì, perché la nostra gente, quando non ha più la dignità del lavoro, e l'abbiamo avuto nella stagione del 2009-2010, che io non vorrei ripetere, perché voglio ricordare a me stesso, non me lo dimentico mai, era assessore al lavoro già allora, un po' più giovane di oggi, quindi con meno esperienza, ma il dolore è il medesimo, non c'è qualcosa anche di diverso. Assessore Donazzan, il Veneto, per i motivi che tutti noi conosciamo, proprio in virtù di chi lavora, non ha più una banca. Ne avevamo, non ha più nemmeno una banca. E ha perso anche ricchezza. Di conseguenza ha perso ricchezza. E nel dire che il Veneto non ha più nemmeno una banca, credo che ci siamo detti già molto. Abbia detto molto. Esatto. Abbiamo già detto molto. E quella ragione, insieme alla crisi, insieme alla depressione, non possono essere riproposte. Ovvero, noi dobbiamo pensare che sull'economia non si stia facendo tutto, perché se noi obblighiamo a non lavorare e ci illudiamo che qualcuno possa pagare, ci dobbiamo chiedere con che cosa paghiamo però, perché in questo momento c'è bisogno di ristori. Lei mi ha chiesto quali sono i ristori per il Veneto, quasi niente. Paradossalmente, essendo regione gialla, noi abbiamo fatto sacrifici e non meritiamo nemmeno l'attenzione dei ristori, perché tutti i decreti, ristoro l'hanno chiamato, poi ristoro bis, ter e quater. Ma qualche ristoratore è arrivato, mi sembra, io ho conosciuto che è arrivato qualche ristoro adesso. Sì, 1.000, 2.000, 3.000 parlavo euro. con un locale, per esempio di Padova in Prato della Valle, sono arrivati 25-26.000 euro. Cioè quelli del prestito forse? Sì, adesso non so quali siano. Quello era il prestito, quello è un prestito ed era parte del decreto rilancio.
Il decreto rilancio ha previsto che nella parte, diciamo, di settori che sono stati più colpiti, in questo caso stiamo parlando di turismo e ristorazione principalmente, ci fosse una possibilità di accedere a del credito agevolato. È questo, questi sono i 25.000 euro. Allora, pensavo fossero... No, il ristoro invece è, rispetto a un mancato guadagno di una prima tranche di aiuti che ti abbiamo dato col decreto agosto, una certa percentuale, e poi fanno alcune simulazioni, dicono devi avere perso oltre il 33% del tuo ricavo, devi essere in zona arancione o rossa, non chiamano arancione o rossa, ma ad alto o medio rischio, che vuol dire che sono ai sensi del decreto che dice che sei arancione o rosso. In questo caso ti diamo una percentuale di quello che hai avuto la volta scorsa. Si sta parlando, perché poi c'è la cifra complessiva, fatta la stima di circa 3.000 euro di media. Un ristorante piccolo, un bar piccolo a Padova, visto che parliamo della città, ha un canone di locazione che di solito è 3.000 euro. Avrà un dipendente o comunque una famiglia da mantenere, ha avuto comunque le tasse da pagare, ha avuto, mi dicevano proprio in questi giorni, i rifiuti da pagare, che arrivano puntuali come la morte, le bollette da pagare. Adesso gli anticipi vengono spostati a aprile 2021, ti dicono che o il conguaglio o l'anticipo delle tasse deve essere pagato entro, era il 10 di dicembre, anzi era il 30 di novembre, l'hanno spostato al 10 di dicembre, poi hanno capito che non si poteva. Però mi scusi, però il bar, se parliamo espressamente del bar, è aperto fino alle 18, quindi anche lavora? Nessun bar riesce a sostenere, però fino ma alle questa è la 18... beffa. Anche i ristoranti sono aperti e infatti non gli danno no, ma niente. le pizzerie per esempio no, perché lavorano solo alla sera, la maggior parte di Per pizzerie. asporto. No, anche quelle normali, quasi tutte Sì, a pranzo certo, non lavora a pranzo non lavora più nessuno. Di pizzeria nessuno, no. O poche, rarissime. Poi aggiunga che lo smart working da febbraio ha penalizzato anche tutti coloro che lavoravano, che facevano il piccolo pranzo nel ristorante, ma le pizzerie e i ristoranti lavorano di sera. Il bar faceva aperitivi da dopo le 18, perché noi di solito lavoriamo in Veneto. È vero. E la sera tu uscivi, la sera consumavi, quindi non regge nessun ristorante, nessun bar, i pub tutti chiusi, va da sé, tutti i locali di intrattenimento. Questi sono, guardi, migliaia di posti di lavoro. Cioè larga parte di quei 40.000 che sono stati cancellati sono questo mondo qui, insieme al turismo. Quando lei poi mi parlerà se si va a Sciarno, prende il ramo turismo, abbiamo già detto tutto, insomma, la domanda mia è cosa succederà? Perché qui se non si riapre cosa succederà, assessore Donazzà? Un'ecatombe se non pagano. È un'ecatombe. È un'ecatombe, c'è gente che sta già portando i libri in tribunale, c'è gente che non ce la fa ed è disperata, ma non hanno i soldi per mangiare. Cioè, dottor Brilli, io non sto esagerando, io le sto dicendo che c'è una povertà strisciante fatta da queste piccole partite IVA che consideravamo... E nella testa di qualcuno forse veniva considerato quel mondo un po' sommerso, un po' che riusciva a rabattarsi, ma guardi che non è sostenibile questa teoria. No, ma guardi, assessore Donazzà, aggiungo quello che sta dicendo, tra l'e-commerce che era partito che ha rovinato il commercio e sta rovinando il commercio, c'è poco da dire, e quello che è successo davvero è un dramma, e io mi auguro che davvero la politica... Io non li ho visti fino ad adesso, perché c'è una cosa che mi lascia particolarmente inquieta in tutto questo, e cioè che da febbraio, marzo, aprile capisco, eravamo tutti un po' sballottati, sconvolti, intanto che lei si ricorderà quelle scene di accorata coesione, cioè quando hai paura tu cerchi di ritrovarti in una dimensione di comunità, e allora ci siamo sentiti un po' più popolo, un po' più guardavamo allo Stato, c'è lo Stato che ci aiuterà. Adesso questa cosa non c'è più. E c'è molta depressione e rabbia e tu continuando a cambiare, perché facciamo un decreto al mese oramai, un decreto al mese non riesci nemmeno a misurare gli effetti di un'azione, cioè un decreto che inserisce dentro di tutto, compreso il bonus monopattino, che non ha senso, sono prodotti cinesi, non c'è un monopattino fatto in Italia, prodotti cinesi, quindi aiutiamo, insomma, viene da dire qualcuno che ci ha messo in difficoltà. Non ha senso per alleggerire il trasporto pubblico, perché noi abbiamo tutte città, centri storici con San Pietrini,
cose sconnesse, buchi, non facciamo strade da quanto tempo, quindi la gente non va col monopattino perché il monopattino è pericoloso. Quindi non è servito per alleggerire il trasporto pubblico, abbiamo speso miliardi per fare questa spesa pubblica che non ha alcun senso. Ma è un esempio, perché ogni decreto ha dentro n cose che non hanno nessuna misurazione. Cioè io devo capire se una cosa che ho fatto ha un senso qualche mese dopo, se quella misura che ho preso sta dando i risultati sperati. E invece qui continuiamo a cambiare ed è disorientamento per tutti. Senta, deve dare una speranza, perché fra poco arriva Natale, credo che prima di Natale non ci rivedremo in questa trasmissione, anzi mi piacerebbe rivederla, però so che lei ha molti impegni. Dia una speranza a questi commercianti, a questa fase produttiva del Veneto. Posso usare la sua TV per fare l'appello a tutti? Lei, io guardi, lo faccio tanto. faccio così, le faccio un'inquadratura, chiedo alla regia se può fare un'inquadratura proprio personale all'assessore Donat-Sai, può fare tutto e dire tutto quello che vuole. E se lei mi dice, io la mando anche in loop tutta la giornata. Guardi. Se è di utilità alla Regione Veneto, la mando in loop tutta la giornata. Ai Veneti direi, perché prego. Abbiamo una speranza a Natale, è quella di avere un po' più di solidarietà tra noi. Comprate italiano, comprate nel negozio di un italiano, un nostro bottegaio che lì. Fate un buono spesa dalla parrucchiera, dall'estetista, per una vostra amica, per una vostra figlia. Comprate regali che siano fatti in Veneto, perché ne abbiamo tante di aziende da aiutare. Lasciate stare l'e-commerce per cortesia. Quando andate in un negozio nostro, con mascherina, con tutto quello che serve del distanziamento, darete un sorriso che forse è la speranza più bella e spenderete bene i vostri soldi, perché un regalo di Natale è anche questo, deve avere un significato. Grazie Assessore Donat-Sai. Grazie a voi. Invece noi andiamo in pubblicità, poi al rientro avremo il Presidente della Provincia Fabio Buia, tra poco. Grazie. Grazie a lei.